All'altezza del comune di Vidor, a nord di Treviso, c'è un punto di attraversamento sul fiume Piave, usato fin dal X secolo. Il fiume veniva attraversato tramite barche, all'altezza del luogo dove poi sarebbe stata costruita 2 secoli più tardi l'abbazia di Santa Bona. L'uso del traghettamento con barche continuò fino al 1871, anno in cui fu costruito un ponte di legno. Quest'ultimo fu infine sostituito nel 1911 dall'attuale ponte in pietra. Nel 17 del Novecento, durante la Prima Guerra Mondiale, 6 campate del ponte, 3 a destra e 3 a sinistra, vennero però fatte saltare dai soldati italiani dopo il ripiegamento dell'esercito italiano a sud del Piave, conseguente alla disfatta di Caporetto. Alla fine della Grande Guerra, il passaggio fu provvisoriamente ripristinato mediante una passerella di legno tra i piloni distrutti e un ponte di barche leggermente più a valle, fino alla ricostruzione finale effettuata negli anni 20 del Novecento. Qui siamo in località Barche, si intravede il ponte sulla sinistra, il fiume Piave, il monte Cesen davanti, ed ecco l'abbazia di Santa Bona. Ma avviciniamoci in volo al ponte. È largo 364 metri e ha un'altezza dalla quota di Magra del Piave di circa 13 metri. Davanti a noi il massiccio del Monte Grappa. Scendiamo un po' verso l'acqua. In questo periodo ce n'è abbastanza. Come possiamo vedere è anche molto trasparente, a differenza di qualche tempo fa nel quale era lattiginosa a causa delle recenti piogge, come potrete vedere nel video linkato in alto. Ma guarda, un gabbiano, anzi 2. Rami diversi hanno velocità diverse, dall'alto si vede bene. Davanti a noi vediamo l'abbazia di Santa Bona e sulla destra le Grave di Ciano, con dietro il Montello. Le Grave del Piave sono uno spettacolo della natura. Selvagge e piene di vita, meritano senz'altro un'uscita in bicicletta oppure una passeggiata. Guarda che meraviglia!
diamo un'occhiata più da vicino all'abbazia di Santa Bona. L'abbazia benedettina, fondata tra il 1106 e il 1110, divenne ben presto il fulcro dell'intensa opera di bonifica che interessò l'intera zona in epoca medievale. Ma le compromissioni con il potere politico e la cattiva condotta di alcuni abati ne fecero venir meno l'autorità e la fama, e già nel corso del Trecento era considerato luogo nel quale si conduceva vita dissoluta. Oggetto di interesse di svariate famiglie nobiliari della provincia, l'abbazia venne presto affidata in commenda, fino ad arrivare alla definitiva soppressione nel 1773 e acquisita all'asta dal nobile Niccolò Errizzo. Semidistrutta dai bombardamenti della Prima Guerra Mondiale, venne radicalmente ristrutturata e venduta alla famiglia da Sacco, che ne è tuttora la proprietaria. Che dire, anche la posizione non è male. Partiamo ora da un altro punto, più vicino al ponte. Mi piacerebbe passarci sotto. Fammi prendere bene la mira. Fatto. Saliamo ancora per goderci un'altra volta il panorama. Che bella questa uscita. La giornata è fantastica, anche se fa un po' freddo. Vorrei stare qui per sempre, ma purtroppo è ora di tornare a casa. E allora, alla prossima!